Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera, buonasera amici sportivi e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con tempi supplementari, grafica nuova anche per noi ma sicuramente anche grandi argomenti questa settimana. Dopo insomma la bella vittoria del Cosenza c'è però anche da analizzare una pesante sconfitta maturata in casa, l'Ezio uscita dal Crotone, Daniel Pescara con una partita altamente discussa dalla dirigenza, avremo modo di argomentarla poi, e terza parte dedicata ovviamente tanto alla Serie C. Ed allora ben ritrovato ad Attilio Malena. Ciao Attilio. Buonasera anche da parte mia, ben trovati, come giustamente hai detto tu, tanta carne al fuoco dalla sconfitta del Crotone alla vittoria del Cosenza e tanta Serie C inevitabilmente, anche commentando con chi ha visto da vicino e soprattutto chi può dirci la sua assolutamente sul momento che sta vivendo la Regina. Assolutamente. Di impresa si tratta, di impresa parliamo, quella del Cosenza, ma un'impresa l'abbiamo realizzata noi di Teleeuropa Network, noi di Tempi Supplementari, perché siamo riusciti a portare per la prima volta in uno studio televisivo un dirigente del Cosenza, brava, efficace, dirigente di grande talento. E allora benvenuta all'avvocato Roberta Anania. Buonasera, grazie per l'invito, ringrazio Paolo e ringrazio Attilio per avermi voluta qui in studio, grazie. Ma fortemente, cioè fortemente. Paolo giustamente dicevi in un'impresa, finalmente ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti e con lei poi argomenteremo tantissime situazioni non di campo, ma più importanti delle situazioni di campo, che sono quelle manageriali, quelle dirigenziali. Roberta Anania è sicuramente protagonista assoluta, insieme a tutta la dirigenza, insieme al presidente Guarascio, del giocattolo Cosenza che si è costruito in questi anni, un giocattolo che adesso inizia a far divertire i propri tifosi. Attilio, partiamo proprio da questo, no? Una prestazione, quella contro la Cremonese di domenica, di altissimo spessore agonistico, di grande intensità, anche a tratti di grande qualità, con un Palmiero sontuoso sugli scudi che finalmente lascia da parte gli infortuni che lo hanno caratterizzato nell'ultimo periodo e prende per mano il Cosenza. Sì, ci siamo lasciati con una bassa concentrazione per quanto concerne la sconfitta contro il Livorno e ci ritroviamo con un'alta concentrazione che a mio avviso ha fatto la differenza, la capacità di gestire al meglio l'intero arco dei 90 minuti per il Cosenza, un approccio decisamente migliore rispetto a quello della Cremonese, si è subito visto in campo nonostante il rigore, l'incidente di percorso sbagliato da Litteri, ma il Cosenza è una delle squadre in Serie B che segna di più nei secondi tempi. Questo sta a significare che comunque la concentrazione è sempre ben alta, è sempre ben alta la determinazione appunto degli uomini di Piero Braia. La Cremonese non è mai entrata nel vivo dell'azione, a parte qualche sortita offensiva molto lasciata a desiderare, però hanno fatto la differenza anche qui gli uomini subentrati dal calciomercato, la Sciaudone Mania che sta imperversando in città e Mirko Bruccini che finalmente trova il gol sul calcio di rigore. Puntuale Enzo Leonetti che ci mostra subito la grafica che abbiamo preparato. Attilio, tiene alta la guardia. Alta concentrazione, il Cosenza tiene alta la guardia e rischia poco contro la Cremonese. Roberta, tu eri allo stadio ovviamente domenica, una prestazione importante che fa seguito alla sconfitta maturata a Livorno. Sconfitta solo sul campo, non certamente di prestazione a Livorno, dove gli episodi hanno determinato. Ecco, nella grafica dicevamo alta la concentrazione, hai avuto questa percezione dallo stadio? Sì, io domenica ovviamente, come hai detto tu, ero allo stadio a guardare la partita, è stata sofferta come da vederla dagli spalti, diciamo, però ho visto una squadra poi concentrata che non si è arresa, quello che poi in realtà stiamo vedendo un po' nell'arco dell'anno, il non arrendersi e la concentrazione di ognuno. Hai detto bene Palmiero, i singoli, ma comunque ha vinto la squadra, come assolutamente, sempre. Sono d'accordo. Poi il grande paradosso è la classifica che parla chiaro, il Cosenza
è in una zona abbastanza tranquilla, con 6 punti di margine sulla zona retrocessione e a 5 punti dalla zona playoff. Sembra un paradosso, il Cosenza si trova in una via di mezzo, ma io sostengo, molte volte ci siamo soffermati anche nelle scorse settimane, come realmente il Cosenza possa dormire sonni tranquilli, ripeto, non solamente per la qualità che è stata aggiunta magistralmente dal direttore Trinchera da gennaio in poi, ma soprattutto per una squadra e, come giustamente diceva il direttore Anania, sta facendo la differenza con una Cremonese, come dicevo prima, che non è mai entrata realmente in partita al San Vito Marulla. C'è però da come dire, aggiungere sotto il profilo delle notizie, no? Quello che il Cosenza ha dovuto subire, oltre le squalifiche, che insomma quella di Tutino che sconterà la seconda proprio al Renato Curi di Perugia. Ci sono però degli infortuni importanti, seri, che caratterizzano anche un po' le scelte di Piero Braglia. Una su tutti è quella sicuramente del capitano Angelo Corsi, stagione finita per lui. Ovviamente stringiamo attorno al capitano del Cosenza augurandogli una pronta guarigione e un pronto rientro ancora più cattivo di prima. Assolutamente sì, ma anche in questo caso il Cosenza non si è lasciato sfuggire un'occasione di mercato, non si è lasciato cogliere impreparato, e da un po' di giorni ormai in Calabria, notizia risaputa, Mariano Isco, un jolly che potrebbe essere utilizzato a centrocampo, ma soprattutto per sopperire, come dicevi giustamente tu, all'assenza pesante di capitano Angelo Corsi, anche e soprattutto a livello di motivazione. Mariano Isco non sarebbe un innesto solamente di campo, ma sarebbe un innesto di leadership, di grande carisma e di grande esperienza. A breve dovrebbe arrivare la firma, il calciatore ha sostenuto dei test fisici atletici in questi giorni con il Cosenza, dopo aver provato a gennaio con il Livorno. Il Livorno non si è raggiunto un'intesa di massimo in quel frangente, ma in questo momento tutte le strade portano ad un accordo di massima tra Isco e il Cosenza, un matrimonio pronto a celebrarsi. Al di là di Isco, Roberta, è sicuramente, come dicevi tu, un gruppo unito, coeso, sì. Un gruppo che, nonostante insomma, la perdita importante del capitano Angelo Corsi, insomma, non si arrende, continua a lavorare duro con un timoniere, Piero Braglia, che ha ormai dato un'impronta precisa di grande coesione. Sì, infatti io quello che dico sempre è che in una squadra, in una società come anche poi la squadra, i ragazzi, al di là del singolo, vince poi il gruppo, e il gruppo è stato, cioè, ricopre una figura abbastanza importante. Nel gruppo proprio il nostro mister, con il suo carisma, la sua esperienza e tutto quello che ne concerne poi, insomma, della sua esperienza calcistica. Quanto è stato importante, Roberta, ti chiedo, questo gruppo, questa coesione in quel momento un po' particolare, dove i risultati magari tardavano ad arrivare o non arrivavano? Insomma, credo sia stato fondamentale. Penso sia stato fondamentale, importante anche in questo frangente è stata anche l'esperienza, ma l'esperienza del mister, perché comunque col suo carisma, con tutta la sua diciamo, esperienza, è riuscito a mantenere saldo quello che lui in realtà poi ha iniziato, ha costruito da subito, che è fondamentale secondo me in una squadra di calcio, come lo è sia per la squadra, ma come lo è anche poi in fondo in società da noi, il gruppo che vince, capitanati giù da mister Braglia o su dal presidente Guarascio. No, si ha questa percezione, appunto, molto spesso ci siamo soffermati nei nostri appuntamenti settimanali sulla grande coesione che sembra esserci poi all'interno del management, dal presidente Guarascio, come giustamente citava la dottoressa Anania, fino a mister Piero Braglia. Forse questa è una delle grandi forze della classifica del Cosenza, poi l'aspetto societario molto spesso viene trascurato, ma forse l'aspetto preponderante in un calcio dove molto spesso non si programma, dove si fallisce. Questo è uno dei grandi meriti da attribuire, a mio avviso, al presidente Guarascio, quello di una grande organizzazione societaria che, a mio avviso, penso si svilupperà anche da qui ai prossimi anni. Molto dipenderà chiaramente dalla permanenza in Serie B. A proposito di organizzazione societaria, Roberta, io non più tardi della chiusura del calciomercato, dove eravamo in diretta anche con Teleuropa Network e con Fair Play and Football sul nazionale, a Stefano Trinchera dissi proprio, insomma,
la sua bravura è stata proprio nel saper gestire quel momento di mercato dove tutti chiedevano nell'immediatezza i nomi, i movimenti di mercato. Lui invece è stato bravo insieme al gruppo, insieme a te, insieme al Presidente, insieme a tutti, a saper gestire quel momento con calma, con raziocinio, con la giusta razionalità. Sono arrivati i giocatori giusti che in questo momento stanno facendo anche la differenza. Penso che in quel momento il direttore, come sempre, del resto rispecchia un po' quello che è la nostra società, la riservatezza, la professionalità e la concretezza poi alla fine, perché al di là poi di tante parole rimangono i fatti, e quindi lui, come tutto il nostro entourage, magari, come hai detto prima tu, è stata un'occasione straordinaria quella di avermi qui, ma perché noi diciamo, lavoriamo un po' più dietro le quinte, siamo un po' più riservati magari rispetto a tante altre società dove si appare di più, e anche in quell'occasione il direttore, anche con noi stessi, risulta essere sempre molto riservato e mantiene una calma che comunque è anche giusta, senza fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Un profilo unico, no Paolo? Sembra che quasi tutti siano molto simili all'interno come personalità. Una linea, sicuramente la linea guida che il Presidente Guarascio ha dettato e che insomma sta dando i risultati che arrivano poi alla lunga, no? Insomma, come nel Tour, nel Giro d'Italia, non si vince nella volata, nelle 2 o 3 tappe, ma si va a vincere il Giro o il Tour nella lunga distanza. No, a piccoli passi, no? È una politica anche intrapresa molto spesso da tante società, anche dalle grandi. Il calcio è cambiato, non sono certamente io al dirlo, senza programmazione non si va da nessuna parte oggi, così come in Serie C, in Serie B, in qualunque altra categoria. A proposito di programmazione, chiedo subito a Roberta, no? Approfittiamo della sua presenza, com'è cambiata la gestione, la programmazione del club del Cosenza dalla Serie C, che insomma fino all'anno scorso vi vedeva protagonisti, e catapultati in maniera anche fortuita ma con grandi meriti quest'anno in Serie B. Ecco, il cambio cosa ha portato al club in questo momento? Allora, come hai detto tu, siamo stati catapultati, quindi noi già dal giorno dopo della vittoria della Serie B ci siamo messi al lavoro. Siamo messi al lavoro perché comunque era un contesto, ci siamo ritrovati in un contesto un po' diverso rispetto a quello che, diciamo, al quale eravamo abituati, ma non tanto anche dalla parte organizzativa, sull'infrastrutturale, su tanti piccoli passi che, mentre le altre squadre hanno potuto programmare per tempo, noi abbiamo dovuto, diciamo, fare in pochissimo tempo, quindi anche in questo penso che ci abbia aiutato tanto l'unione il gruppo, abbiamo lavorato tanto, ovviamente sempre in primis il Presidente, che anche se diciamo non è sempre fisicamente presente, però è come se lo fosse in realtà, perché lui è a conoscenza di ogni nostro passo, si interessa di ogni cosa, dalla cosa meno importante alla cosa più importante, e quindi è tutto, diciamo, all'inizio forse un po' difficile ci sembrava, adesso a ripensarci abbiamo lavorato tanto, però stiamo ottenendo adesso tanti risultati, tante gratificazioni anche in Lega. E vi prendete anche delle rivincite, Roberta, rispetto a quell'inizio tanto criticato, tanto chiacchierato. Adesso il Cosenza, dal punto di vista societario, dimostra di avere tutti i crismi e sicuramente dimostra di avere diritto di rimanere in questa categoria. Sì, è una società anche apprezzata in Lega, ed è una cosa importante, perché diciamo che sono anche i fatti che parlano, non devo essere io a elogiare il nostro lavoro piuttosto che il Presidente Guarascio, però la verità è che i fatti dimostrano che in realtà siamo una società solida, quindi insomma, penso che sia un orgoglio per tutta la città di Cosenza avere come
come una persona come il Presidente che ci sta facendo apprezzare anche a livello nazionale da tutti i punti di vista sportivi e anche organizzativi. Ecco. E sicuramente sta dando la possibilità ai professionisti del posto, ai professionisti della città di Cosenza di poter crescere come te e di poter essere insomma il vero valore aggiunto dei prossimi anni. Il Presidente è una persona molto meritocratica. Io ho fatto la mia gavetta, diciamo, iniziando dal settore giovanile per poi finire ed essere premiata, questo è il mio secondo anno, come responsabile della gestione della società. Quindi lui crede molto nei giovani, per tutti una buona parola per noi giovani, per tutti noi giovani, ecco. Ed è importante perché ci dà anche tanta fiducia che non è facile trovare, insomma, non penso in tutte le società di calcio. Ecco, Roberta Nania, Attilio, è la dimostrazione, no? Come poi quando vengano, come diceva lei, no? Loro lavorano molto dietro la scrivania e poco con la luce dei riflettori, però questo fa capire alla gente a casa che ci sta ascoltando in questo momento che il club è davvero in mani sicure, che molte volte prima di muovere delle critiche, forse anche troppe volte un po' in maniera facilmente opinabile, bisognerebbe un po' guardare dietro, capire cosa c'è dietro tanti sacrifici, tanto lavoro, anche dietro magari a qualche piccolo errore bisognerebbe insomma un po' giustificare e soprattutto supportare il club. Sì, sono d'accordo con te, ma è giusto che ognuno anche faccia la sua parte, certo. Il tifoso fa il tifoso, il giornalista fa il giornalista, il direttore fa il direttore, poi è chiaro che come sempre chiunque è soggetto ai risultati, cioè sono quelli che purtroppo parlano, però è chiaro che i dettagli che giustamente parlano, però è anche vero che insomma riuscire a capire questi valori ti aiutano a evitare di muovere delle critiche inutili e prive di costrutto. No, prive di costrutto, ma ribadisco il concetto, a mio avviso, siamo in un mondo in cui tutto ruota intorno a un qualcosa che probabilmente non esiste, cioè critiche, dicevi tu, opinabili, molto spesso si parla del nulla, cioè di critiche che sono mosse da altri fattori e non certamente dai risultati. Ma ripeto, fa parte del gioco, ognuno ha il suo ruolo, ognuno muove la sua pedina, ma in cuor suo la dottoressa sa chi deve rendere conto al presidente Guarascio del suo operato, e il presidente Guarascio giustamente è contentissimo dell'operato della dottoressa Nania e di tutto il management societario. Assolutamente, no, era un discorso molto più in generale, no? Perché poi il tifoso è chiaro che viene condizionato dai risultati, dagli eventi, però spesso magari anche un po' noi dovremmo aiutarli anche con queste puntate a far capire insomma che dietro c'è un lavoro, dietro ci sono delle difficoltà oggettive. Ritornando al calcio giocato, abbiamo posto l'esempio la settimana scorsa del rigore di Giannone del Catanzaro, ci torneremo. Magari se a quel punto il ragazzo faceva quel gol in quella maniera veniva considerato come un fenomeno. Molto spesso succede come un direttore sportivo, ne abbiamo parlato molte volte anche di Stefano Trinchera, è chiaro che su 11 acquisti non poteva indovinarne tutti, è chiaro che la dottoressa Nania non può certamente venire a conoscenza a 360 gradi di tutto quello che succede, si studia sempre e abbiamo qui la dimostrazione più importante. Anche se là diventa una scelta opinabile, perché battere un rigore del genere in un momento particolare, insomma io ci penserei su tante volte, però insomma Totti docet, no? Totti docet. Bene, chiudiamo un po' questo aspetto legato al Cosenza, apriamo una finestra un po' dolorosa, no? Sportivamente parlando, che è quella del Crotone. Ci si aspettava, insomma l'abbiamo detto a più riprese, una risposta sul campo che in parte è arrivata, anche se gli episodi decisivi dell'Ezio Scilla di lunedì hanno di fatto determinato l'andamento del match stesso. Il Crotone recrimina tantissimo per un episodio clamoroso, che è quello della trattenuta della maglia strappata in area di rigore. Lì evidentemente poteva cambiare qualcosa, anche se non bisogna dare degli alibi ai calciatori, bisogna insomma rimboccarsi le maniche, guardare avanti. Va bene l'errore, va bene che la società
faccia il suo corso per quello che concerne l'aspetto legato alla Lega e quindi l'alzare la voce in questo senso. Però sul campo bisogna impegnarsi di più, bisogna essere più decisivi, bisogna capire che una regione, bisogna capire che una città che ha costruito un patrimonio nel tempo non può depauperarlo così nel giro di un solo anno, passando malauguratamente, se dovesse accadere, dalla Serie A alla Serie C. Questo non ce lo auguriamo e sicuramente speriamo e preghiamo che questo non avvenga. No, la squadra a mio avviso ha una sola recriminazione, quello di aver concretizzato troppo poco per quanto creato. L'atteggiamento penso sia quello giusto, una squadra che ha affrontato comunque una formazione di grande livello come il Pescara a testa altissima, recriminando giustamente come dicevi tu, ma penso che più che soffermarci noi giustamente ci si soffermino le immagini. In questo senso Leonetti ci può aiutare per ritornare su quegli episodi. Intanto noi l'abbiamo ribattezzata la goccia che fa traboccare il vaso, tra polemiche e veleni il Crotone perde a testa alta, ma perde purtroppo. È l'immagine che certifica quanto dicevamo prima, l'episodio non si può discutere, il calcio di rigore era netto, sacrosanto, probabilmente con l'espulsione a favore del Pescara. È chiaro che lì gli episodi possono fare la differenza. Il primo gol è stato certamente un errore del Crotone difensivamente parlando, ma ripeto, atteggiamento quello giusto e episodi che purtroppo hanno confermato quanta sfortuna ci sia in questo momento. Senza piangersi addosso, Roberta, è un po' frustrante però quando gli episodi negativi a tuo sfavore si moltiplicano. Come reagisce una società di fronte a questi avvenimenti? Lavorando, andando oltre, perché ovviamente la società di calcio vive sui risultati della squadra, è inutile che ci giriamo intorno. Però sono anche convinta che bisogna, dopo una sconfitta, giusta o non giusta che sia, questo non lo discuto io, bisogna lavorare forse anche più di prima, con grinta e con più ancora decisione per raggiungere poi gli obiettivi che ogni società ovviamente si prefissa. Ovviamente non è sempre facile perché, come ho detto prima, comunque i risultati incidono tanto, si inizia la settimana già in maniera un po' più rallentata rispetto a come ovviamente si vive una vittoria, no? Perché noi poi viviamo anche di questi momenti, se non... però bisogna lavorare, bisogna andare avanti e un po' dimenticare, se si può, quello che è stato il risultato della partita precedente. Certo, questi episodi magari fanno un po' più male perché sono episodi che poi vanno un po' a prescindere da risultati poi effettivamente calcistici, però insomma... No, quello che è mancato probabilmente al Crotone nel secondo tempo è stata la frustata che poteva arrivare dalla panchina. Sono subentrati Molina, Firenze e Simi, lì forse si è mancato nel cambio di passo. 2 gol a freddo, al 9 e al 16° minuto, poi gli episodi che stiamo commentando insieme anche alla dottoressa Nania. Ripeto, a mio avviso l'approccio è quello giusto, però manca, come giustamente dicevi tu, evidentemente un qualcosa che faccia da trade union. È impossibile che il Crotone in trasferta sia una squadra corazzata, ce lo ha raccontato anche Ben Pursino ai nostri microfoni. Il Crotone fuori casa ha sì un'identità ma anche una corazzata quello difensiva. Che ti voglio chiedere io è, no, sì, parliamo degli errori e ci sta, per carità, non voglio che passi il messaggio che noi insomma non sottovalutiamo gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno determinato il match. Però è anche vero che pronti via in 26 minuti si va sotto di 2 gol e quindi da questo aspetto forse bisognerebbe ripartire, no? Dalle amnesie, dagli errori, dal fatto che non si riesce ad entrare in campo portando il match dalla tua. Il problema è quello, il Crotone in trasferta non può essere giudicato in maniera negativa, i punti totali che il Crotone in classifica sono quasi interamente raccolti fuori casa, ripeto, difensivamente anche contro il Foggia, lì si è avuta la dimostrazione dell'alta concentrazione di cui stavamo discutendo prima del Cosenza. Se fino all'anno scorso l'Ezio Scida era considerato come il 12° uomo in campo, oggi paradossalmente è diventato un tabù, proprio per tutto quello che stiamo elencando. Però ti chiedo Attilio, si è rotto qualcosa tra il Crotone e la politica del calcio, cioè le istituzioni del calcio, fra la Lega di Serie B
è quello che concerne insomma il movimento calcio. Ti lascio 2 minuti per riflettere rispetto alla risposta, so che non ne hai bisogno, però noi ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, non cambiate canale perché al rientro Attilio ci risponderà, poi continueremo ad analizzare il momento della Serie B nella sua interezza, un campionato che a più riprese abbiamo detto entusiasmante e avvincente, e poi nella terza parte ci tufferemo in Serie C con le difficoltà della regina della regina in versione Massimo Drago. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rieccoci dopo la prima pausa pubblicitaria. Attilio, dovevi una risposta ai nostri amici da casa, sicuramente gli amici pitagorici. Si è rotto qualcosa fra il Crotone e le istituzioni, l'allarme, il grido d'allarme lanciato dal presidente Gianni Vrenna nel dopogara, forse lascia presagire questo o no? No, è solo un'agonia che si sta prolungando, penso che tutto si sia rotto quest'estate quando il Crotone non ha beneficiato di non vorrei parlare di scandalo sportivo, ma poco ci manca. Il Chievo non ha pagato come dovrebbe, poi la beffa, il presidente Vrenna nel dopopartita ha annunciato ai cronisti presenti in sala stampa che è stato inibito per aver leso l'onorabilità del Chievo Verona. Mi viene da dire, ma di cosa stiamo parlando? Però è chiaro che anche gli episodi arbitrali a senso unico a favore del Pescara, purtroppo il Pescara che non ne ha assolutamente bisogno, il Pescara che veniva sì da un momento negativo, non vinceva da 5 partite, però è una delle grandi sorprese di questo campionato di Serie B, ha un suo blasone, ha un suo equilibrio, una sua forza, non aveva bisogno. È chiaro che se l'arbitro dia quel rigore, con l'espulsione la storia può cambiare, ma è anche vero che con i se e con i ma non si va da nessuna parte e il Crotone deve essere, come giustamente diceva la dottoressa Nania, microfoni spenti, più forte di tutto e ripartire ancora più convinta della propria forza. Roberta Lania, il calcio come la vita è fatta di rapporti, no? Si possono anche incrinare i rapporti. Tu credi davvero che tutte queste serie di errori arbitrali, io non credo nelle congiure, però che i rapporti forse si siano incrinati in qualche modo possano anche incidere, o no? Decisioni arbitrali, insomma, diciamo che l'arbitro è comunque sempre un uomo, quindi magari può anche sbagliare o comunque pensare che sia nel giusto, ecco, però non credo che ci siano, io non neanche sono convinta che ci siano queste disegni. No, non è più che una congiura, direi delle conseguenze di decisioni che, come dicevamo prima, possono far male e possono poi girare intorno. È chiaro che molto spesso si decide il dettaglio da una stagione. Ripeto, non vorremmo soffermarci troppo su quanto accaduto a Pescara, su quanto accaduto contro il Pescara, perché ormai il Crotone sta già pensando alla trasferta di Brescia, ma è giusto che... Per questo dico che bisogna insomma guardare avanti, non soffermarsi più di tanto, lavorare il doppio di quanto tu stia facendo in questo momento, perché solo attraverso il lavoro, solo attraverso l'impegno costante tu puoi arrivare insomma a dei risultati importanti, anche se adesso si fa molto ma molto dura, perché l'impegno probante del Rigamonti è sicuramente un impegno che è insomma davvero difficile, e lì il Crotone dovrà rispondere presente, lo dovrà fare per la città, lo dovrà fare per i suoi tifosi, lo dovrà fare per una classifica che in questo momento è davvero deficitaria. Sì, assolutamente, è un impegno che appare proibitivo sulla carta, anche se il Brescia appare abbastanza incerottato, complice l'assenza quasi certamente dell'ex di turno Martella, anche Donnarumma in bilico, così come Torregrossa che non sarà della partita. Il Brescia però ha una rosa, una coperta talmente lunga che può sopperire a queste assenze con la qualità e soprattutto con le alternative che la società ha messo a disposizione di Eugenio Corini. Ma ritornando nelle dinamiche di campo, provando diciamo a vedere il bicchiere mezzo pieno per quanto riguarda il Crotone, molto
buono secondo me l'impatto di Pettinari sulla partita, si è dato da fare, così come Benali che forse ancora non sta benissimo dal punto di vista fisico, e molto spesso Zinedine Machak crea moltissimo scompiglio tra le linee, e da questo può ripartire il Crotone fuori casa. Ripeto, pronosticare un Crotone sconfitto a Brescia per l'andamento che ha avuto in questa stagione in campionato sinceramente non me la sento. Il Crotone ci ha abituato a grandi prestazioni e chissà che proprio Brescia non possa essere poi la sorpresa della prossima giornata di Serie B. A proposito di Brescia, mi dai lo spunto per ritornare, per fare un passo indietro e analizzare un po' in maniera più generale il campionato cadetto. Il Brescia che viene e affronterà il Crotone reduce da un punto preziosissimo al Barbera, che insomma le rondinelle hanno agguantato nel finale, un punto che se da una parte galvanizza gli uomini di Corini, forse dal punto di vista emotivo, anche rispetto un po' alla situazione che coinvolge i rosanero, li deprime. Assolutamente sì. Di Roberto Stellone. Una premessa doverosa: sembrava di assistere a uno spettacolo di un'altra categoria, per abnegazione, per voglia di vincere, il Palermo che avrebbe certamente meritato qualcosa in più, il Brescia che la riacciuffa grazie ad un episodio di Tremolada che in quell'occasione non ha proprio trovato preparatissimo Brignoli, che non se l'aspettava. Ma da questi segnali probabilmente si intuisce come questa effettivamente possa essere l'annata del Brescia. Certamente squadra competitiva che approccia benissimo le partite, ma ripeto, in quei 90 minuti il Palermo nei primi 30-35 minuti non avrebbe rubato niente se si fosse trovato sul 2-0, ma è stata anche una giornata che ha consentito al Benevento una nuova inversione di marcia, positiva certamente, un Benevento più cinico, un Benevento più misurato, finalmente cresciuto e maturo. La vittoria anche del Brescia fuori casa, la vittoria del Perugia, prossima avversaria del Cosenza fuori casa, anche qui con un pizzico di fortuna, cercando di sfruttare l'episodio giusto, con la qualità di Verre che sarà tra l'altro assente, un'assenza pesantissima per il Perugia. La giornata in cui Fabio Grosso salva la panchina contro una delle formazioni più competitive e continue come lo Spezia, come sempre campionato entusiasmante. Il Perugia che fa tra l'altro un favore anche al Cosenza indirettamente, andando ad espugnare il campo del Carpi. Uomo copertina, Attilio, direi che finalmente ritroviamo Yallow della Salernitana che sigla dei gol importanti per la vittoria un po' a sorpresa sul campo dell'Ascoli. Non è mai facile vincere del Duca. Yallow che fino al momento oggetto misterioso. Quello che è mancato, aveva approcciato bene, così come tutta la Salernitana, la prima parte di stagione. Con Gregucci si era un po' perso, caduto nel dimenticatoio, ma è una Salernitana che ha ritrovato molte certezze, una su tutti anche direi Emanuele Calaiò, che ha battezzato il suo esordio con un gol alla Emanuele Calaiò. Ma come dicevi giustamente tu, non è mai facile vincere sul campo dell'Ascoli, non è assolutamente un luogo comune. L'Ascoli è una squadra che molto spesso ha la capacità di far giocare male chi affronta in casa e fuori casa, ma la Salernitana ha dimostrato di essere finalmente matura e in grado da questa partita di poter ripartire alla caccia dei tanto agognati playoff. E poi c'è un Lecce che viene preso per mano dalla Mantia, che regala insomma ai salentini una vittoria in rimonta incredibile, dal 0-2 al 3-2, vittoria pesante in chiave playoff. No, il Lecce ha una capacità che francamente mi fa impazzire dall'inizio stagione, è quello di non risentire dei pugni incassati. Riesce a reagire con una facilità spaventosa, anche con una sorta di sana follia che gli permette di poter aggirare gli ostacoli in maniera talmente agevole. È stata una prova in cui il Venezia all'improvviso ha dato l'espressione di essersi spento quasi completamente. Quasi spento completamente. Il Lecce è tornato come un uragano, è riuscito a portare a casa una vittoria meritata, alquanto inaspettata. Assolutamente. Coinvolgiamo anche Roberta Nania in chiave Serie B in maniera più generale. Hai visto un po' tutte le formazioni cadette, quale a tuo avviso insomma, è più accreditata per il salto di categoria e chi ti ha impressionato di più? Allora, diciamo che quella che, come diceva lui, mi piace molto il Brescia come approccio, ma anche il Palermo, insomma sono due squadre che secondo me insomma, riusciranno, potrebbero insomma prendersi a braccetto. Sì, perché insomma, hanno un passo un po' in più rispetto alle altre. Lo so, c'è tutta la situazione diciamo, societaria che diciamo, non è proprio da tranquillità, penso anche alla squadra stessa, perché comunque
Come dicevamo prima, anche l'ambiente societario ovviamente incide su quello che poi è l'aspetto di gioco, diciamo. Proiettiamoci, Attilio, verso il prossimo turno del Cosenza. Abbiamo parlato insomma del match del Crotone a Brescia. Il Crotone arriva in una situazione di classifica direi veramente tranquilla, mai forse come questa settimana. Il Crotone ha 6 punti di vantaggio dalla zona calda e 5 punti dal sogno playoff, quindi zona centralissima della classifica. Si va a giocare una partita in maniera molto tranquilla. Peccato insomma per le assenze, peccato per l'infermeria e per gli uomini squalificati. Braia insomma dovrà fare di necessità virtù. No, di necessità virtù. Si spera di recuperare fino in fondo almeno una pedina nel reparto offensivo, che poi è quello maggiormente decimato dalle assenze. Il Cosenza non sta schierando i suoi pezzi da 90 al 100%, una volta Maniera, una volta l'assenza di Tutino, dall'altra parte un Litteri non ancora perfetto dal punto di vista fisico, ma è un Cosenza che appunto grazie al mercato di gennaio può sopperire a queste mancanze. Senza gli acquisti di gennaio probabilmente il Cosenza non avrebbe i punti che ha oggi in classifica, la cosiddetta tranquillità che tu giustamente citavi. Questo è un merito, va dato atto alla società, perché una prestazione in un campionato così difficile, totalmente nuovo in classifica, non era auspicabile. A 5 punti dai playoff sembra un paradosso, ma in realtà con 2 vittorie consecutive, cercando di guardare oltre a un qualcosa che oggi al Cosenza non compete, sia chiaro, si può legittimamente sognare. Ma il Perugia dall'altro canto avrà un'assenza pesantissima, che come dicevo prima è quella del regista Valerio Verre. Assolutamente. Ti chiedo a proposito di questo, Attilio, non più tardi del girone d'andata, quando proprio il Cosenza affrontava il Perugia in casa a Fair Play and Football, insomma, sul canale 65 sul nazionale, ci chiedevamo insomma come e quando potesse saltare addirittura la panchina di Sandro Nesta, no? Perché era un periodo particolare quello del Perugia. Poi il Perugia è uscito fuori. Presentiamo un po' ai tifosi del Cosenza quello che sarà il prossimo match, chi c'è più da temere nella formazione biancorossa, insomma come deve affrontare il Cosenza questo match. Il bilancio del Perugia, almeno dal punto di vista dei numeri, è impari: 30 gol fatti, 30 gol subiti. È una mia idea che molti sicuramente non condividono, è un'eterna incompiuta. Non si sa mai quale realmente sia l'obiettivo del Perugia, non è certamente il caso del Cosenza. Il Perugia è una formazione che molto spesso declama ad inizio stagione di voler fare il salto di qualità. Nesta ne è uscito con il gioco, Nesta ne è uscita con un'identità. Questo è un punto a favore dell'ex campione del mondo 2006 e del Milan, ma ribadisco il concetto: il Perugia è una piazza talmente importante che merita di fissarsi un obiettivo. L'obiettivo, a mio avviso, non è quello semplicemente di arrivare nei playoff, ma ci si aspettava, nonostante le smentite di rito, qualcosa in più dalla formazione. Alessandro Nesta si è ripreso, anche direi grazie alla fiducia incondizionata da parte della società, che non ha mai messo realmente in discussione l'operato di Alessandro Nesta, una tranquillità di poter operare a 360 gradi sul gioco e anche poter cambiare anche qualche pedina. Il calciatore da temere penso sia sotto gli occhi di tutti, del Melchiorri, un calciatore che quando all'occasione non ti perdona. Contro il Carpine ne si è avuta la testimonianza lampante. Il Perugia però non è solo Melchiorri, ha un'identità di calcio ariosa che fa appunto della proposizione offensiva soprattutto davanti al pubblico amico. Roberta Nania, certo che se dovesse arrivare un risultato positivo, ce lo auguriamo per il Cosenza, sì. Potrebbe davvero essere un campionato tranquillo, certificato per il Cosenza, e iniziare magari a divertirsi di più senza la pressione di doversi necessariamente guardare alle spalle con il fiato addosso degli avversari. In questo momento 6 punti è un margine davvero importante, ma va saputo gestire e non depauperato. Sì, sicuramente l'obiettivo della società è di riuscire a recuperare una permanenza tranquilla qui nella categoria della Serie B.
Sicuramente la vittoria sarebbe una vittoria importante, perché ci sarebbe quella tranquillità a noi come squadra, anche come società, insomma, di poter programmare già il futuro, che poi è prossimo. Sì. A proposito di questo, ecco, mi lanci gli assist, quindi visto hai anche i tempi televisivi, riesci insomma ad integrarti bene all'interno dei format televisivi. Ti chiedo, Roberta, da sempre nel calcio ci sono due risultati, c'è quello sportivo e c'è ovviamente quello economico, che non è di seconda importanza rispetto al primo. Da questo punto di vista il Cosenza è in linea con quello che insomma è il risultato da raggiungere dal punto di vista economico? Sì, sicuramente noi siamo una società tranquilla e, come dicevo prima, anche gestire una società con a capo il presidente Guarascio è anche abbastanza semplice, nel senso che è una società trasparente, dove qualsiasi cosa diciamo, è agli occhi un po' di tutti, perché magari non facciamo il passo più lungo della gamba, che se per alcuni può essere un difetto di questa società, tra virgolette, per me è un grande pregio, perché il fatto di poter essere apprezzati in Lega perché è in linea con tutte le e rispettato ogni criterio, secondo me è una caratteristica importante, non da tutti. Parlavi prima di programmazione, quanto c'è nel futuro del Cosenza il desiderio di poter patrimonializzare con uno stadio di proprietà e, perché no, anche un centro sportivo che dia quel vero valore aggiunto che poi è il settore giovanile, che tu conosci molto bene, no? Perché sì, senza di esso non si riesce poi a creare quelle plusvalenze necessarie perché il club cammini con i propri piedi e non abbia bisogno magari dell'intervento del presidente per andare a sopperire quelle magari mancanze economiche. Sicuramente ci sono tutti questi obiettivi. Noi siamo ripartiti da zero, quando sono arrivata è stato il primo anno di Lega Pro, se guardo da quando sono arrivata ad adesso abbiamo fatto tantissimi risultati, abbiamo ottenuto tantissimi risultati. Non è semplicissimo fare tutto e subito, però secondo me noi un passetto alla volta, un tastellino ogni anno stiamo ottenendo ci siamo posti e stiamo raggiungendo gli obiettivi che poi effettivamente erano quelli che desideravamo ottenere. Ecco. Quindi potrebbe esserci nel futuro? Sì, sicuramente, poi il Presidente crede molto nei giovani, per cui per noi il settore giovanile è di grande interesse. Ecco. Stiamo costruendo anche le rose abbastanza cercando di concentrarci anche sui ragazzi del territorio, oltre che ovviamente poi attingendo anche per gli altri scopi. Talmente anche vasto. Sì, talmente vasto, sì, ci sono tante realtà anche a livello regionale che collaborano, insomma, mi piace dire collaboriamo con queste società della Calabria. Anche in questo caso facciamo gruppo, quello potrebbe essere il modus operandi, però mi piace anche soffermarmi su un'altra questione che dicevi tu prima, Paolo. La strada sembra tracciata, anche grazie all'ottimo lavoro e ai risultati sportivi che giustamente capitanati da mister Stefano De Angelis, non tanto a margine. Assolutamente, sta facendo un grande lavoro il responsabile. Stefano De Angelis, ma anche tutti i mister poi del settore giovanile. Da quest'anno c'è anche il settore femminile che insomma tu conosci molto bene. Che conosco bene, sì. Tu vieni dal settore? Sì, io ero dirigente di una squadra femminile di calcio, abbiamo fatto la Serie B, la Serie A2. A questo ti chiedo, scusa se ti interrompo, cosa rispondiamo a Fulvio Collovati rispetto a questa polemica che si è innescata, tu che tra l'altro sei anche direttore sportivo, ricordiamo? Sì, ho fatto il corso a Coverciano in ambito amministrativo, mi piace ricordare questo perché sennò poi insomma, entrare in tattiche, cose varie, preferisco non rispondere a questo.
giusta, cioè è stato secondo me un'uscita di cattivo gusto, forse interpretata anche un po' in maniera esagerata, non so, però come spesso accade sono stati riportati magari virgolettati troppo particolari, però sicuramente insomma preferisco non rispondere. Ma se tutti possono parlare di tutto, Paolo, sì, infatti, perché le donne non possono parlare di tutto? Esattamente, una cosa... donne che davvero capiscono di tattica, non vedo sì, perché ci sono tanti uomini che non capiscono di tattica, quindi... Sì, ma tra l'altro quando feci il corso di direttore sportivo eravamo almeno 6 donne, quindi non è che, insomma, dobbiamo anche un po' adeguarci ai tempi, infatti, ecco, non esiste... È un mondo aperto anche, sì, poi noi in società pure, insomma, siamo anche, ci sono anche delle figure femminili, quindi sinceramente non ne vedo non ne farei tutta questa tragedia. Più se ne parla e più gli diamo importanza. Io per chiudere l'argomento riporto un tweet di Marco Mazzocchi che ci fa capire in realtà molto. Personalmente, dice il giornalista Rai, conosco poche donne che si intendono di calcio veramente perché non gli interessa. Conosco però molti uomini convinti di saperne molto. Invece non ne capiscono lasciamo libero spazio all'interpretazione. Ma è quello che dicevo io, quindi abbiamo sicuramente il conforto di Mazzocchi, però insomma lo abbiamo ampiamente detto, no? Non è detto che nel calcio tutti possano capire, insomma, altrimenti tutti sarebbero allenatori, tutti sarebbero direttori sportivi. Ma tutti lo sono. E quindi sì, è il paese che è quello cioè, oggi è caccia d'Allegri, no? Quindi insomma... Anzi, per inciso, Attilio, visto che comunque anche i tifosi del Cosenza, come quelli calabresi, hanno avuto modo di guardarlo dal vivo, il Cholo Simeone nell'amichevole del Crotone, no? Con l'Atletico Madrid, è davvero brutta uscita quella del tecnico argentino, che poteva risparmiarsela, insomma, veramente di cattivo gusto quell'uscita dopo il gol dell'1-0. Sono d'accordo, ma non è la prima volta, è recidivo in questo il Cholo Simeone. Però mi soffermerei più su quanto ha fatto sul campo ieri l'Atletico Madrid, una prova che conferma comunque la solidità dal punto di vista di campo, appunto, e la grande qualità, perché l'Atletico Madrid non è solamente scarsa qualità, all'interno della propria rosa, Diego Costa, Morata. Griezmann di qualità ieri sera ne ho vista davvero poca, ho visto tanta quantità, ho visto tanta aggressività, ho visto attaccare la Juve alta, non lasciarla respirare, non lasciarla ragionare, attaccarla in tutte le zone del campo. È ovvio che se tu fai questo contro Cristiano Ronaldo, contro Dybala, che è stato inesistente per tutto il corso della partita. No, una prestazione di tale sufficienza e mediocrità da parte di una delle formazioni qualitativamente più importanti, come dicevi tu, della Juventus, non può essere assolutamente giustificata. Ma forse le scelte, io opinerei, insomma, il fatto di Cancelo, insomma, lo avrei messo molto volentieri al posto di De Sciglio. No, qualcosa può essere imputato certamente a Massimiliano Allegri, ma... Noi non siamo allenatori, quindi possiamo cimentarci giocando in questo aspetto, però credo che, insomma, le scelte forse in questo momento Allegri è un po' dal punto di vista delle scelte, anche dal punto di vista dell'impatto sull'aspetto europeo, no? Gli si rimprovera questo, ecco, di non essere forse un allenatore da Europa. Sì, effettivamente sì, ma ripeto, ritornando a ieri, la sufficienza e la mediocrità che ha mostrato un gruppo che ha al suo interno Cristiano Ronaldo, Mandžukić, Pjanić, Bonucci, non ne cito altri, se no faremo realmente domani mattina, non può essere assolutamente giustificata, ma a mio avviso l'Atletico Madrid non è solo quantità ma tanta qualità. Roberta, noi abbiamo fatto questa parentesi legata alla Serie A, alla Champions, un po' per far venire l'acquolina in bocca ai tifosi del Cosenza, no? Perché insomma di fatto delle grandi città calabresi è l'unica che non ha assaporato il gusto di vedere la massima serie nella propria città. Io so che, insomma, negli obiettivi ovviamente di programmazione c'è questo sogno da regalare alla città. Diciamo che il Presidente ci ha abituato, ogni anno ci ha regalato un successo, io dico sempre, chissà che a brevissimo non ci regali anche questa promozione, che sarebbe una promozione, un regalo per tutta la città, oltre che per tutta la regione. Sì, perché Cosenza se la merita la Serie A, secondo me è una piazza
importante, una piazza che si merita, secondo me. Al Sud è rimasto solo Napoli. Sì. Ecco, per ritornare al sogno realizzato dopo 15 anni, Roberta, insomma, so che magari spesso si parla di questa parentesi, ma è doverosa. Se torni indietro, no? Noi abbiamo avuto modo di vederci al premio La Gamba a Vibo Valentia, dove tra l'altro hai ricevuto il premio per il presidente Guarascio. Sì. Se guardi indietro e guardi cosa è stato realizzato, il miracolo playoff, cioè, e soprattutto cosa è scaturito dietro quella parentesi del ritorno in Serie B, è davvero un valore aggiunto, è davvero un qualcosa che esploderebbe a Cosenza in caso di una formazione in grado di poter lottare per un obiettivo importante che insomma è il sogno della tifoseria. Sì, è stato un periodo magico quello, un periodo che ricordo veramente come una cosa, cioè, proprio bellissimo. Regalo anche fatto dai tifosi alla squadra, l'attaccamento di una città che si è mobilitata tutta verso Pescara. È stata un'emozione indescrivibile, perché io, tra l'altro, è stata la mia prima trasferta, perché non vado. Quando sono entrata lì allo stadio ho detto: qui è Serie B. Non ho avuto dubbio. Non poteva essere altrimenti. Allora diciamo ai tifosi del Cosenza: non smettete di sognare, perché solo inseguendo i propri sogni diventano realtà, e chissà che il presidente Guarascio non regali da qui a poco tempo una promozione che insomma la città tutta e la provincia tutta merita. Ci fermiamo per il secondo blocco, mentre voi continuate a sognare. Non cambiate canale, rimanete con noi, perché adesso è tempo di Serie C, è tempo anche di bilanci in società che in questo momento appaiono in difficoltà. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rieccoci per l'ultima parte di Tempi Supplementari con Teleeuropa Network, appuntamento del giovedì, appuntamento di riflessione ma anche di analisi, Attilio, no? Ci poniamo come insomma trasmissione che guardare oltre, che vuole un po' guardare dietro ma anche guardare oltre. È tempo, dicevo, di bilanci. Andiamo in Serie C, Attilio, dove ci sono formazioni che sono in difficoltà, come il Rende, come la Regina di Massimo Drago, anche se dalla sua il tecnico di Crotone ha l'attenuante di aver disputato 3 gare in soli 10 giorni. È normale che non riesci a trovare quello che vorresti dal punto di vista del gioco, dal punto di vista anche dei dettami nuovi da dare alla squadra, una squadra che è apparsa in quel di Brindisi contro la Virtus Francavilla un po' spaesata, un po' scarica, ma no, volendo diciamo fare le debite proporzioni, un po' come la Juventus contro l'Atletico Madrid, no? Cioè una squadra che non è riuscita mai a fare gioco, sì, non è riuscita mai a come dire, intavolare le trame di gioco che potessero consentire agli Amaranto di arrivare vicino alla porta avversaria. Quando lo ha fatto con Tassi, che è entrato bene in partita nella ripresa, con una grandissima occasione anche per mettere il gol che avrebbe portato addirittura in vantaggio prima gli Amaranto in 10 uomini. Chiaro che insomma giocare in 10 contro la Virtus Francavilla, che non è sicuramente l'ultima arrivata, non è semplice. Forse lì bisognava un po' accontentarsi del pareggio. Non è la Regina certamente che vuole Massimo Drago, e non è la Regina che vuole la società, e non credo che le 3 partite in 10 giorni per la società possano essere un attenuante. Forse per la squadra sì, ma per come ha abituato la società, per la condotta che ha avuto, per l'importanza, ecco il titolo che abbiamo preparato celebrando Sarà un meravigliao, un perfetto rigore del bomber, che tra l'altro però ha anche un po' esultato sui social in maniera, come dire, goliardica a favore della sua ex squadra del Catanzaro, forse un po' alimentando anche delle polemiche che già c'erano ed erano pregresse fra i tifosi del Catanzaro e della Regina. C'è Massimo Drago che urla, quindi questo sta a testimoniare come in realtà, ripeto, non è la Regina che vuole, a mio avviso, Massimo Drago, e nemmeno la società. Ci sarebbe stato anche un confronto dove la società ha fatto sentire la propria vicinanza,
ma ha posto le basi comunque per una pronta ripartenza, e come giustamente dicevi tu, la Virtus Francavilla è una di quelle formazioni che non ti lascia giocare a questa abilità, come ha anche abituato Bruno Trocini con il suo Rende. Sta trasferendo lo spirito di Rende e la capacità, anche con più qualità forse, di assimilarlo con i risultati per la Virtus Francavilla, ma un brutto scivolone che certamente non ci può stare per una Regina che da qui a breve si aspetta di fare il definitivo salto di qualità. Beh, se aggiungiamo poi che la squadra non riesce a giocare da squadra e che insomma spesso trovi quei 3-4 solisti che non riescono a integrarsi bene con il gruppo, fa da contraltare insomma il grande sacrificio, il grande lavoro di Baclé, che però rimane fino a se stesso perché non riesce a essere supportato dai compagni. L'ho visto uscire veramente stremato l'attaccante francese, che insomma ha cercato di dare tutto, ma in questo momento evidentemente, non avendo il supporto della squadra, non riesce a dare quello che ha dato Roberta fino a qualche settimana fa a Cosenza. È stato, fino a che poi non è andato via, un personaggio, diciamo, oltre che un bravo calciatore, perché ha dato sempre, anche giocando non con una certa continuità o comunque per tutta l'intera gara, però ha sempre dato quell'apporto e soprattutto anche il sogno alla squadra stessa. Questo è importante. Quando parliamo di gruppo si parla anche, cioè è fondamentale anche tra i compagni, anche avere una persona che comunque ti sprona anche nei momenti un pochino più di deconcentrazione e cose varie. Però, la Regina però, Paolo, ha assunto un ruolo anche diverso di riferimento, non solo dal punto di vista della tifoseria, ma soprattutto, come dicevi tu prima, sono assolutamente d'accordo, di riferimento tecnico. Cioè non c'è pallone che non passi da Baclé in ogni azione offensiva. La Regina lo ha preso per questo, ma forse anche Baclé può avere l'attenuante di non essere abituato a sostenere tali ritmi e tali sforzi da diversi mesi a questo punto. Però credo che questo Tassi inizi a meritare davvero più di quello che in questo momento è il suo minutaggio, no? Perché rispetto al minutaggio che ha realizzato, se non ricordo male, 6 o 7 gol, è sicuramente un apporto incredibile rispetto ai minuti disputati in campo, e ha dimostrato di entrare sempre in partita rimanendo sempre sul pezzo. Assolutamente, il talento di Tassi è risaputo ormai da anni. Veniva chiamato ai tempi di Brescia, se non vado errato, il nuovo Roberto Baggio, addirittura, forse un paragone allora troppo azzardato, anche ma questo fa un ruolo completamente differente. Ma questo fa capire come in realtà la qualità non sia in discussione, e lo sta dimostrando a piccoli passi, a piano piano, anche alla Regina. Il fatto che invece che la società Attilio abbia dichiarato il silenzio stampa, cosa lascia presagire? Il fatto che magari abbiano capito forse che troppo in fretta magari si è sbandierato quello che era l'obiettivo, o magari meditano insomma qualche operazione particolare rispetto al fatto che Cevoli ha già pagato e in questo momento è cambiata la guida tecnica. Insomma, le voci che si rincorrono in questi giorni è che potrebbe, dopo la partita di Castellammare, se dovesse andare insomma male, potrebbe addirittura saltare qualcun altro, no? Mi auguro di no, insomma, perché sennò è ma troppo... non avrebbe senso a questo punto, perché indietro non si può tornare, il mercato di gennaio non ci sarà ad aprile, il prossimo mercato sarà in estate. Le somme possono essere tirate solamente a fine stagione. È un luogo comune, ma in realtà è la realtà dei fatti, oggettiva. Ma tu prima accennavi ad un tempo che serve a tutti questi grandi acquisti per entrare in un dettame tattico diverso da quello di Roberto Cevoli. I Strambelli, i Bellomo, i Doumbia necessitano, a mio avviso, di più tempo per poter essere giudicati. La gara contro il Siracusa aveva, secondo me, anche un po' illuso tutti, come da subito si potesse imporre quel ritmo, quell'attenzione, quella forza. Poi la gara contro il Potenza ha rimesso tutto in discussione, e anche in questo caso
la sconfitta rimediata contro la Virtus Francavilla, anche in questo caso, così come nel caso del Crotone, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Credo sia anche un po' il dazio da pagare, no? Per cercare di creare quell'amalgama alla squadra, quel gruppo che insomma non lo crei evidentemente in 2, 3, 4 settimane. Hai la necessità di lavorarci su questo aspetto, anche sul modo di lavorare, no? Sulle diagonali piuttosto che sulle verticalizzazioni. È ovvio che giocare a memoria, una squadra che ha un progetto ti anticipa i tempi. La Reggina è ovvio che dovrà lavorare su questo aspetto, sull'aspetto fisico, sul recupero di quegli elementi che sono arrivati a gennaio e che sicuramente non hanno nelle gambe i 90 minuti. In questo la coperta lunga, tu citavi Tassi, un attaccante comunque classe 98. No, per questo ti chiedo, era il caso, Attilio, era il caso di cambiare e di stravolgere così quella formazione che fino a quel momento aveva fatto bene, o magari inserendo gradualmente questi elementi arrivati il risultato insomma poteva essere diverso? Non abbiamo la controprova, però ecco, forse... esattamente, non possiamo avere la controprova in questo caso. La scelta è stata fortemente voluta, questo è certo, studiata nei minimi dettagli, con calciatori che non hanno certamente bisogno di presentazione. Abbiamo citato prima Bellomo, Dumbia, come lo stesso assetto difensivo. Serve solamente un po' di tempo, vedremo se la società lo avrà. Per chiudere il capitolo legato alla Reggina, Roberta, ti coinvolgo perché insomma spesso a Reggio fanno riferimento a quello che è stata l'esperienza del Cosenza dello scorso anno, ma non solo a Reggio, insomma tutti quelli che tendono e vogliono vincere i playoff prendono come riferimento voi dello scorso anno. E tra l'altro voi in quel periodo vivevate un momento particolarmente negativo, dopo lo 0-3 in casa con il Rende, davvero il morale sotto i tacchi, la contestazione, e poi cosa è accaduto? Poi penso che sia stata proprio una reazione da parte di tutti della squadra. Bravissimo per me è stato il mister in quel momento ad avere e a anche esternare alla squadra la fiducia in tutti i giocatori e anche non perdere mai la speranza, perché secondo me lui ci ha sempre creduto, anche nei momenti un po' più difficili. No, lui come noi, d'altra parte, nessuno la squadra, pensava... a tuo avviso, aveva già staccato la spina in ottica playoff, stava lavorando già sotto l'aspetto fisico, atletico e mentale? No, non credo, era soltanto un momento un po' particolare che penso possano vivere tutte le squadre. Diciamo che a livello tecnico magari io riesco a dare, diciamo, è un mio giudizio personale, ma non credo che nessuno abbia mai mollato. No, sinceramente non è una questione di mollato, ma è una questione forse un po' anche fisica, forse un po' di stanchezza, magari può essere anche quello, però ripeto, secondo me bravissimo è stato il mister, il direttore, anche il presidente stesso nell'inculcare questa fiducia e questa voglia di andare avanti, ma di raggiungere un obiettivo importante. Ci abbiamo creduto tutti, anche se a sorpresa forse siamo arrivati insomma alla finale dei playoff, però effettivamente era poi quello che in realtà sognavamo. Però a differenza di quello che sta avvenendo a Reggio, mai dichiarato, cioè di fatto il presidente non è mai uscito in quel periodo o anche prima dicendo noi vogliamo vincere i playoff. Ma sicuramente non credo che, ovviamente una volta che entri in determinati meccanismi è logico che ci credi, non è che non c'è bisogno di dichiararlo. Secondo me era un obiettivo che si è andato pure un po' sviluppandosi anche dall'inizio, poi appena abbiamo giocato insomma i playoff. Anche perché io ho una mia idea, Roberta, credo che a differenza di Cosenza a Reggio ci fosse la necessità di entrare con una scossa elettrica rispetto a un ambiente che era davvero depresso, quindi bisognava insomma entrare, la società lo ha fatto credo col modo migliore, no? Quello di dare una spinta emotiva al pubblico e comunque un riferimento importante che era quello della promozione in Serie B, che insomma una città come Reggio credo che possa puntarci tranquillamente. Sì, sicuramente. Poi vabbè, ognuno ha una politica societaria diversa rispetto ad un'altra, magari Reggio, come dici tu, aveva bisogno di uno scossone importante, quindi hanno pensato di esternare questo pensiero, questi obiettivi.
Noi diciamo che l'anno scorso eravamo, come dici tu, in questo periodo in un momento in cui nessuno si aspettava poi il successo che c'è stato, però non abbiamo mai mollato. L'importante secondo me è non mollare mai e crederci sempre. Ma la certezza sempre. è che sono due situazioni distinte e separate, come sì. ci ha rivelato la dottoressa Nania. Il Cosenza ci credeva ma non lo ha sbandierato ai 420. A Reggio, voi per necessità, voi anche per legittima ambizione, si è da subito sbandierato l'obiettivo di entrare pesantemente e vincerlo questo campionato. Per me sono due situazioni che non possono essere poi accomunate in questo senso. E allora, chiudiamo un po' l'argomento legato alla Regina, apriamo invece quello legato alla Vibonese. Attilio, anche qui grandi recriminazioni, insomma grande, come dire, noi l'abbiamo ribattezzata in grafica risalire la china, la Vibonese cade a Lentini senza mai pungere davvero. Sì. Forse la gara precedente, no? La gara dove insomma i torti arbitrali hanno un po' caratterizzato il match del Luigi Razza, hanno poi condizionato l'approccio della squadra, approccio condizionato forse anche emotivamente dalla scomparsa della mamma del direttore generale della Vibonese Danilo Beccaria, al quale ci stringiamo affettuosamente in un abbraccio virtuale. Credo che insomma questo è un po' il quadro della situazione del match contro l'Atletico Leonzio. No, il vero passo indietro in termini di gioco non è stata certamente la sconfitta interna rimediata contro il Rieti, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, episodi controversi anche ai limiti della follia in quella circostanza, ma il passo indietro dal punto di vista del gioco si è svolto appunto contro la Sicula Leonzio, una Sicula Leonzio che ha da subito messo a ferro e fuoco la difesa della Vibonese che, per dire la verità, ha cercato di pungere con i suoi avanti ma non c'è riuscita realmente, anche grazie ai meriti di una Sicula Leonzio che aveva la necessità di racimolare più punti possibili, ma aveva quella grinta, quella garra che ha da subito messo in chiaro le cose. Però la Vibonese insomma è lì, può come dire, cercare di agguantarli questi playoff, fermo restando che il campionato degli uomini di Nevi Orlandi è in linea con gli obiettivi societari. Certo, arrivare a disputare la griglia, il mini campionato dei playoff è sicuramente motivo d'orgoglio per una società che ha sofferto tanto lo scorso anno, ha vinto meritatamente il campionato di Serie D attraverso lo spareggio e che però insomma quest'anno ha regalato una continuità che gli ha consentito di soffermarsi sempre nelle parti alte della classifica. No, assolutamente, lo dice la classifica, lo dice comunque il rendimento in casa e in trasferta che ha avuto la Vibonese. È stata sempre, passami il termine Paolo, una squadra da Serie C, una squadra che certamente non brilla in termini di espressioni di gioco, ma che mette in difficoltà e se la gioca alla pari con tutti. E la classifica rende merito comunque al grande lavoro societario e di Nevi Orlandi, ma ripeto, risalire la china, a mio avviso è il titolo giusto, perché il vero passo indietro non lo so avuto in casa contro il Rieti, ma in trasferta contro la Sicula. Prossima settimana proveremo ad avere un dirigente della Vibonese qui in studio proprio per analizzare da più a fondo e da vicino il club della Vibonese, un club in grande ascesa, un club che ha grandi ambizioni. Chi invece sta male, Attilio, è sicuramente il Rende, in 8 gare un solo punto, insomma momento particolarmente delicato dal punto di vista dei risultati, quello degli uomini di Ciccio Modesto, lo abbiamo appunto ribattezzato cortocircuito. Il Rende è in crisi? Non so se sia effettivamente crisi, di risultati senza dubbio, un punto nelle ultime 8 gare sono veramente pochi, però anche contro il Bisceglie si è vista una formazione che è entrata in campo col piglio giusto, ma che poi alla prima difficoltà non tiene botta. E questo è il grande problema, ne abbiamo parlato anche col presidente Fabio Coscarella in studio. È un Rende che non riesce a reagire, non riesce a trovare anche con quel pizzico di fortuna il risultato positivo che possa permettere di sbloccarsi dal punto di vista mentale. A mio avviso non è un problema di campo, non è un problema di gioco, ma è un problema mentale per la formazione giovane che giustamente ha a disposizione, che è stata la forza che secondo me anche nella prima parte di stagione. Che secondo me anche ci sta nell'arco di un campionato, Roberta, ci sta il calo dal punto di vista anche fisico mentale soprattutto, perché come diceva lui, essendo anche ragazzi giovani, magari anche l'inesperienza delle volte può comunque
Secondo me è una cosa anche normale, sinceramente, anche perché c'era stato un decollo iniziale del Rende, adesso ci sta, com'è possibile che si riprenda a breve, mi auguro anche si riprenda a breve, insomma. Assolutamente, la formazione di Ciccio Modesto ha alle spalle una società che sa gestire anche questi momenti, fermo restando, Attilio, che anche qui il campionato dei biancorossi è un campionato fino al momento, al di là dell'unico punto in 8 partite, che ha però dimostrato prima una formazione di grande qualità, di grande velocità, di grande verve, che forse anche dal punto di vista fisico, quando hai dato tantissimo, perché ricordiamolo, le prestazioni del Rende sono tutte figlie di grande intensità, di grande velocità sulle fasce, e quindi magari 7-8 partite dove un po' paghi dazio ci possono stare. No, è il gioco dispendioso che da subito messo in atto Ciccio Modesto nella prima parte di stagione, anche in maniera inaspettata, sorprendendo anche gli avversari, ponendosi come veramente una delle grandi eccellenze da un punto di vista di espressione del gioco. Ma ripeto, non è a mio avviso un problema nemmeno di mancanza fisica, perché anche contro il Bisceglie poi il Rende ha risposto colpo su colpo, ma negli ultimi minuti è mancata in alta la concentrazione. È un po' un fattore che accomuna quasi tutte le squadre calabresi, chi in positivo, chi in negativo. In questo caso perdere con il Bisceglie purtroppo non ci sta, per chi logicamente si trova dall'altra parte della classifica, chi aspira legittimamente a rimanerci, ma ribadisco il concetto, il Rende, visto nella prima parte di stagione, può consentire comunque una ripresa da qui alle prossime partite. Serve solo quella miccia in grado di poter far riaccendere da un momento all'altro gli uomini di Modesto. Assolutamente, e sicuramente già la prossima settimana siamo convinti che risponderanno dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Invece parliamo un po' del Catanzaro, no, Attilio? E del campionato un po' in generale, no? Perché la vittoria del Trapani proprio di ieri ha portato i siciliani a soli 4 punti dalla capolista Juve Stabia, che domenica prossima affronta alle 15 e non più alle 20:30 proprio la Reggina, che potrebbe addirittura con un colpaccio favorire i siciliani, che potrebbero arrivare a un punto e quindi riaprire incredibilmente il campionato. E la bellezza di questo campionato, un campionato dove nulla può essere dato per scontato, anche lo stesso Catania pian piano sta cercando di risalirla, la famosa china. Il Trapani è una certezza di questo campionato, ha avuto una costanza, sembrava essersi smarrito ad un certo punto della stagione. C'è una Viterbese che sta risalendo anche con tante partite in meno che mancano, una Viterbese che può essere anche la sorpresa in ottica playoff, una formazione che ha accumulato una tale rabbia, a mio avviso, che può scaturire anche nel mini campionato di playoff di cui parlavamo prima. E il Catanzaro che ritorna in campo contro il Monopoli, dove indubbiamente ci sarà un bagno di folla al Ceravolo, un Catanzaro reduce da un momento straordinario di forma, di condizione fisica, un Catanzaro che torna in campo convinto della propria forza e in grado, nonostante l'ultimo pareggio contro la Juve Stabia, di giocarsela fino alla fine per il sogno. Assolutamente, noi giovedì prossimo analizzeremo tutto quello che abbiamo un po' preannunciato e commentato questa sera. Siamo davvero giunti in conclusione, siamo quasi ai titoli di coda, e in conclusione ringrazio e saluto per la sua presenza il dirigente del Cosenza, l'avvocato Roberta Anania. Buona la prima, Roberta. Grazie, sì, buona la prima, ottima la prima. Assolutamente, grazie a te per la tua presenza, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie. Grazie anche a te, Attilio, che ritroveremo anche te puntuale giovedì prossimo, sempre alle 21. Grazie a te, Paolo, grazie a chi ci ha seguito da casa. Giovedì prossimo, sempre con tempi supplementari. Rimanete sintonizzati con la programmazione di Teleuropa Network. Noi ritorniamo appunto giovedì prossimo con tempi supplementari alle 21. Non mancate! A volte sono peggio di una iena, se torno a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di
ogni mio gesto tu sei pienamente fiera, l'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti, davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme, con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora, mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione, inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è, delle parole le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli e che alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma Sassa Ehi, ma Pica mi portano da te, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.